Campo Marzio, nel cuore di Marostica, oggi è pieno, come potete vedere, di animali, di bovini di razza rendena, perché qui all'interno della fiera di San Simeone si svolge la mostra regionale di questa razza. Mostra promossa e organizzata dall'ARAV, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto. Io sono in compagnia del suo presidente. Diamo il benvenuto a Floriano De Franceschi. Buongiorno Presidente. Allora, avete portato animali un po' da tutte le province del Veneto qui in piazza Marostica. Come mai? Una settantina di animali che ogni anno gli allevatori con grandi sacrifici e devo dire bravi agli allevatori, perché stanno qua a lavorare anche ieri sera fino a tardi, per far vedere quello che poi anche qua la genetica, il miglioramento del nostro lavoro come associazione di raccolta dati, i frutti insomma di quello che del miglioramento che abbiamo, che è un miglioramento che non va solo inteso come morfologia. Ovviamente qua si premia gran parte la morfologia degli animali, no? La bellezza dell'animale, però serve, ovviamente con la raccolta dei dati, serve proprio per far capire, dovremmo sempre di più far capire al consumatore che questo serve anche per migliorare la qualità del latte e ovviamente poi i prodotti che arrivano di conseguenza sulle tavole. Quindi questa è una manifestazione in cui non vediamo solamente gli addetti al settore, solamente gli allevatori. Questa è per tradizione che qua si fa festa di tutto il paese quando c'è questa manifestazione. Gli allevatori sono entusiasmati in una maniera incredibile, nonostante i periodi critici riescono comunque a venire qua e a far festa assieme. Con tanto entusiasmo, infatti vediamo che le vacche stanno proprio per essere addobbate a festa, pronte per la sfilata. Sì, adesso verranno liberate tutte con i campanacci e faranno il giro della piazza di Marostica. È un evento bellissimo che ogni anno lascia il segno sulla popolazione, insomma. Ringraziamo Floriano De Franceschi, il presidente dell'ARAV, e diamo il benvenuto al direttore dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, Adriano Toffoli. Allora, direttore, qui oggi possiamo vedere questi esemplari in mostra, un momento di grande fermento, un momento di grande festa, però è anche un'occasione di confronto, io immagino, tra gli allevatori, tra gli addetti al settore. Non possiamo dimenticare che ci sono comunque dei problemi che riguardano questo comparto. Sì, giustamente oggi è una giornata di festa e qui si trovano tutti gli allevatori del Veneto della razza rendena, che è una razza a limitata diffusione e questo fa sì che anche tra di loro siano uno per tutti e tutti per uno. Però un po' di amaro in bocca, giustamente come ha detto lei, c'è in questo momento, perché il prezzo del latte è veramente basso e in più abbiamo anche altri tipi di problemi. Ad esempio le vacche che si vedono qui hanno un costo sanitario e di analisi per portarle qui che l'anno scorso era di 14 euro, in qualche ASL è arrivato a raddoppiare a 30 euro e questo purtroppo diventa un problema sul problema. Non è certamente il problema per risolvere le problematiche del settore. Invece penso che un passo importante possa farlo anche il nostro governatore, perché la distintività del latte, che lui ci crede pienamente, bisogna che la portiamo avanti su tutti i prodotti lattiero-caseari e riusciamo in questa maniera a dare quel valore aggiunto al prodotto latte che permette ai nostri allevatori di rimanere sul territorio, perché altrimenti i costi che poi si andrebbe ad affrontare qualora questi non ci fossero più sarebbero molto di più per manutenzionare il territorio. Io mi auguro, e so che su questo ci crede pienamente, che riusciamo con l'aiuto anche dei nostri parlamentari europei a incidere a livello di Unione Europea per fare in modo che si possa su tutti i prodotti lattiero-caseari dare la loro
tracciabilità sull'origine del prodotto latte, altrimenti noi saremo in difficoltà a difenderci. L'unico modo per valorizzare le nostre produzioni è far capire al consumatore quello che compra, da dove arriva, e naturalmente anche insomma il consumatore deve fare la propria parte e scegliere i prodotti italiani. Esatto. Allora grazie ad Adriano Toffoli, direttore dell'Arav. Una folla di gente ha siepato le vie qui di Marostica per assistere a questa bellissima sfilata della razza rendena. Chiudiamo qui insieme a due ospiti, Martino Cerantola alla mia destra, che è il presidente della Coldiretti del Veneto, e alla mia sinistra Italo Gelmozzi, che è il direttore dell'Associazione Nazionale di questa razza. Beh, insomma, Presidente, queste sono mostre che mantengono naturalmente l'aspetto tecnico, ma che coniugano anche l'aspetto di vicinanza al mondo che non è quello allevatoriale, ma quello del consumatore. Sì, diciamo che si abbinano al folklore, ma che danno soprattutto il risalto alla dedizione e alla buona volontà degli allevatori, alla passione stessa degli allevatori, perché vuol dire curare l'animale, vuol dire farlo vedere nelle sue migliori condizioni. Quali sono le caratteristiche di questi esemplari, della razza rendena, direttore? La razza rendena è una razza a duplice attitudine, latte e carne, in quanto da ottime produzioni anche dal punto di vista qualitativo per la produzione di latte, e anche resa in carne sicuramente competitiva, ma la terza produzione, quella che conta forse di più in questo momento, è la capacità di sfruttare al meglio gli alpeggi. È per questo motivo che in pieno destramente padovano, in quella che è la pianura da latte per eccellenza, ci sono ancora allevamenti di una razza come questa, che certamente non ha le produzioni delle razze a maggiori specializzazione, ma sono legati alla montagna attraverso l'alpeggio su altopiano di Asiago. Lo stesso Campo Marzio, dove siamo qua quest'oggi, è famoso perché di ritorno dalle malghe gli allevatori si fermavano proprio qua a far riposare gli animali prima di arrivare nelle loro aziende. Una tradizione che qui, grazie a questa manifestazione, viene revocata. Grazie ad Italo Gelmozzi, grazie a Martino Cerantola, e qui dal centro di Marostica, dalla mostra regionale della razza rendena è tutto, ridiamo la linea allo studio.